Ho accolto con tanto piacere la nomina, ringrazio ovviamente il Presidente della Provincia, il Consiglio, quelli che hanno voluto darmi fiducia, prima di tutto, che è la cosa più importante. Martina Moric è la nuova presidente di Dolomiti Bus, bellunese, manager e imprenditrice di lungo corso. Moric è stata individuata dalla provincia, socio di minoranza nel raggio delle sue competenze previste dallo statuto, tra i numerosi curricula dei candidati che si sono proposti per il ruolo strategico della società di trasporto pubblico locale. La mia lunga carriera si è basata prima in una storia imprenditoriale di famiglia, quindi sono riuscita a stare vicino a mio padre, un grande imprenditore, quindi a imparare e a capire da lui e con i miei fratelli, diciamo un po' tutta la famiglia, una storia di imprenditori, quella parte, quella prima faccia di una medaglia. La seconda l'ho vissuta nei miei 18 anni lunghi con una multinazionale quotata alla Borsa di New York, per la quale ho gestito diversi business in tutto il mondo. Ritengo di poter apportare la mia esperienza. Mi piace mettere a disposizione degli altri l'esperienza che ho maturato in tanti decenni di lavoro proprio in organizzazione e riorganizzazione aziendale, che è stato, diciamo, il forte del mio lavoro. La cosa che mi fa piacere più di tutte è riuscire, dopo tanti anni fatti all'estero e lontana da qui, a tornare in patria e poter dare insomma un po' della mia esperienza al territorio, che è anche il mio territorio. Martina Moric è anche la prima donna bellunese al vertice di Dolomiti Bus, società che ha chiuso il 2024 con un utile di quasi 2 milioni, cui da contrattare fanno però i tagli alle corse e i disservizi lamentati dagli utenti in larga parte della provincia. Mi metterò umilmente a disposizione del gruppo e della squadra che già c'è, afferma la neopresidente. C'è bisogno di un po' di organizzazione, tra l'altro siamo in vista anche delle Olimpiadi, per cui comunque ci sono anche degli eventi importanti che ci aspettano. La provincia è molto vasta, ci sono zone poco abitate, i cittadini hanno sicuramente necessità di essere serviti come gli altri, questo mi sembra di capire, ripeto dalle voci, che questa sia la richiesta principale. Vedremo quando avrò avuto il tempo di sedermi con la squadra e capire di soddisfare le esigenze. Con Martina Moric nel CDA di Dolomiti Bus la provincia ha nominato anche Valentino Frescura, esperienza pluridecennale nel settore dell'occhialeria e componente del primo direttivo di Fratelli d'Italia targato Silvia Callegaro, e riconfermato nel ruolo di presidente del collegio sindacale Federica Monti. Le nuove nomine saranno ratificate in occasione dell'assemblea dei soci convocata per il 23 giugno, dopo che quella già prevista è stata rinviata per ragioni tecniche. Per me la cosa fondamentale è fare squadra, ecco, quella ha sempre vinto. Io in tutte le mie esperienze di decenni non ho vinto come persona, abbiamo sempre vinto come squadra, e quindi voglio amalgamarmi alla squadra esistente, voglio provare a dare qualcosa anche di mio per vincere come squadra e riuscire anche a fare finalmente contenta, diciamo, la popolazione.